Siamo giovani imprenditori e sappiamo che nel mondo di oggi comunicare è fondamentale, soprattutto per creare dei nuovi modelli di imprenditoria. Il giovane imprenditore non è un boomer in miniatura, anche perché, da bravi veronesi, a volte tendiamo a fare le cose a testa bassa senza fermarci a raccontare chi siamo davvero. Quindi per noi, aprire un profilo Instagram è stata una svolta, non solo per condividere ciò che facciamo, ma per parlare la lingua dei giovani, per abbattere quelle barriere che ci facevano apparire come un gruppo chiuso, un'idea passata di imprenditoria. Abbiamo reso l'istituzionalità meno rigida, avvicinandoci ai giovani, creando ponti che ci connettono direttamente con il futuro. Il gruppo Giovani Imprenditori rappresenta l'imprenditoria veronese agli occhi dei ragazzi. Elemento davvero importante per raccogliere le aspettative del futuro da parte degli studenti e senso di responsabilità per quello che rappresentiamo ai loro occhi. La differenza: noi raccontiamo il loro territorio e le possibilità che ci sono per renderlo grandioso. Siamo qui per accogliere le nuove generazioni, per dare loro la possibilità di scoprire cosa significa davvero fare parte di questa comunità. Essere giovani imprenditori non significa solo lavorare, significa anche vivere esperienze che ci arricchiscono come persone e come professionisti. Ogni attività che abbiamo organizzato aveva il primario obiettivo di coinvolgere, far parlare le persone e rendere partecipi e protagonisti tutti gli associati. Il motto di Francesco è "The more, the merrier", racchiude il significato di tutte queste iniziative. Impariamo dalle molte esperienze del passato e abbiamo il potere di disegnare il futuro dell'imprenditoria veronese, investendo in un territorio che ha risorse straordinarie. Un territorio e un'impresa può crescere solo se c'è cultura, e la cultura nel nostro caso la creiamo continuando a generare occasioni di confronto con le persone, che ci trasmettono sempre qualcosa anche se distante da noi, ma dal quale possiamo certamente trarre qualche insegnamento. Abbiamo conosciuto insieme imprenditori italiani e stranieri viaggiando per Roma, Trieste, Borgo Egnazia, Cortina, Torino e Bruxelles. Ogni luogo, ogni esperienza ci ha insegnato qualcosa di nuovo. Ci ha fatto capire che l'imprenditoria non è solo locale, ma globale, e che ogni incontro, ogni scambio di idee può portarci a crescere e a scoprire nuove opportunità. Ogni città, ogni territorio ci ha dato un pezzo di quel puzzle che ci rende quello che siamo oggi. Non siamo solo imprenditori veronesi, ma rappresentanti di un territorio che ha tanto da offrire, non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale. Siamo giovani e sappiamo che l'aspetto del divertimento, anche nel lavoro, è la benzina che genera conoscenza e valori. Le occasioni di crescita sono più forti se si è ingaggiati da un punto di vista emotivo. Sorrisi, condivisioni, risate e chiacchiere sono il filo conduttore di ogni nostro momento di incontro e il lavoro diventa anche una questione di cuore. Noi siamo pronti a guardare oltre, a esplorare nuovi orizzonti e soprattutto a continuare a costruire insieme. Questa è la nostra storia e questo è solo l'inizio. Metti fuori la testa. E ora tocca a te, metti fuori la testa. Ogni volta dopo ogni parola fermate parliamoci qua, la F di Confindustria. Non esistono. Là ce n'è una. Eccola, oh, l'ho girata, era quella, incredibile. Incredibile. Sembra tipo memory. Sempre lui. Segniamole tutte le Scoperta e c'è la T di Confindustria. Ok, quindi così. Scoperta.